Signore, poi tutta la lode a Dio, canta il tuo Signore. Noi siamo il gregge che egli guida, il popolo suo, gloria al Signore. Terra tutta la lode a Dio. Signore, gloria. A Dio, gloria al Signore, lode a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con tutti voi. Salve, Madre Santa, hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli. E le concludiamo. Al suo aiuto e la sua è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e Kyrie eleison. Ti ricordi, doni e tutela. Concederi l'azione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù, tuo Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Aveva un parente da parte del marito, un uomo alto della famiglia di Evapor. La disse a Noemi: lasciami agnare rimare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Booz, che era della famiglia di Elimelech. Booz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di e insieme dove mietono e camminano a loro.
e tu ti interessi di me? Boaz le rispose: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Boaz prese in moglie Ruth. Egli si unì a accordò di ella partorì un figlio. Ma un'ota di rimesso in e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e li fece da nutrice. Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: è nato un figlio a Noemi, e lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Benedetto l'uomo e significa delle tue mani nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi fratello, non l'ore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato.
e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Miei fratelli, sorelle, il brano di Matteo che abbiamo ascoltato è una parte di una lunga critica di Gesù nei confronti degli scribi e dei farisei, capitolo 23. Sulla cattedra di Mosè, avverte Gesù, si sono seduti gli scribi e i farisei, ma il loro comportamento è indegno. Gesù condanna la loro mancanza di coerenza e di sincerità nella relazione con Dio e con il prossimo e l'ipocrisia di questa gente che rappresentava il giudaismo ufficiale ed erano i responsabili della religiosità di Israele. Gesù denuncia il loro comportamento e lo condanna. Praticate e osservate, dice Gesù, tutto ciò che vi dicono, ma non fate come loro. Perché? Perché dicono e non fanno. Dicono e non fanno. Sono bugiardi e pieni di ambizione. E Gesù, che accoglieva con ogni genere i peccatori con infinita misericordia, questi imbrogliori non li poteva sopportare. E sappiamo qual è stato il rapporto di Gesù con questa gente. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, si compiacciono dei primi posti nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, vogliono essere riveriti, chiamati rabbì dalla gente. Ma Gesù dice, voi miei discepoli, non fatevi chiamare così, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. Chi tra voi è più grande sia il vostro servitore. Di fronte a questo comportamento insincero di scribi e farisei, Gesù invita i suoi discepoli a vivere insieme in spirito di cordiale fraternità e di mutuo servizio. Quello che Gesù vuole da noi è ben chiaro. Tutto nelle comunità cristiane deve assumere la forma di un servizio, mai di un comando. Nessuno si deve sentire maestro, padrone. Il maestro è uno solo, il Cristo. La comunità di Gesù non deve mantenere e alimentare le differenze, ma promuovere sempre e solo la fraternità fra uguali. Gesù certo non intende negare ogni autorità nelle nostre comunità, ma avverte del pericolo sempre presente di un rabbinismo cristiano, cioè usare questa autorità per creare personaggi che prendono il posto e usurpano l'onore dovuto solo a Dio e al Cristo. Gesù è l'unico Maestro e Signore della Chiesa. I responsabili di questa agiscono nel suo nome e in mezzo a una famiglia di fratelli.
che hanno uno stesso Padre. Ed è questa l'originalità del Vangelo di Gesù. Il più grande tra voi sia il vostro servo. Difficile. Questo è quanto Gesù ci indica come progetto del suo amore. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si abbasserà sarà innalzato. Preghiamo con fiducia il Padre, secondo lo stile del Signore Gesù, che è venuto a portare il peso delle nostre sofferenze. Ascoltaci. Signore nostro Padre, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché si mostri veramente madre che conosce e comprende le debolezze dei suoi figli e sappia custodire il bene presente in ciascuno, riscattandolo da ogni male. Preghiamo. Signore nostro Padre, ascoltaci. Per i potenti della terra e per tutti coloro che si occupano dell'economia, perché non perda la vita quotidiana. Padre, ascoltaci. Per gli studiosi, gli scienziati e i politici, perché usino i loro posti di responsabilità che occupano non per ambizione personale, dei loro fratelli. Preghiamo. Disati e umiliati per la loro povertà materiale, intellettuale e spirituale, perché possano incontrare sul loro cammino dei veri fratelli che li aiutiamo. Padre, ascoltaci. Per tutti noi, perché la fede in Gesù ci aiuti a mente le fatiche e le speranze di tutti i nostri fratelli e sorelle in umanità. Preghiamo. Signore nostro Padre, ascoltaci. O Dio, unico Padre, unico Maestro, ascolta le nostre invocazioni e fa che ci lasciamo sempre guidare dal Vangelo di fraternità del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita e benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto tu sei così, umili e pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. Veramente giusto renderti grazie, bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria, umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli della terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Facciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, Sposo di Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo la preghiera dei figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. La tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regni con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo vi guardino per la vita eterna. Canto numero 198. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà.
sei stato guida di verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia a noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che imitando il suo esempio siamo fedelmente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace col Signore. Buona giornata a tutti. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta